Telespettatori siciliani, ben ritrovati con la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, ovvero la trasmissione dedicata interamente al calcio dilettantistico siciliano, dal campionato di Serie D sino alla prima categoria. Naturalmente i risultati, le classifiche, gli ospiti e soprattutto i commenti tecnici affidati come al solito ad ogni commentatore di categoria. Il primo che andiamo subito a presentare naturalmente è Carmelo Puglisi, però prima dobbiamo salutare la nostra prima penaltina, la nostra Federica. Ciao Federica. Buonasera e ben ritrovati. Benissimo, e salutiamo Carmelo Puglisi. Ciao Carmelo. Buonasera a te Ettore, buonasera a tutti i nostri telespettatori. E subito diamo voce e telecamera al nostro primo ospite, ovvero Santo Palma. Ciao Santo, ex direttore sportivo dell'FC Aciliale. Buonasera, buonasera a tutti. Vedo tanta amarezza sul tuo volto. Sono state queste ultime settimane un po' impegnative, no? Però credo che comunque hai un'energia talmente notevole che passerà pure questo. Le tue dimissioni sono arrivate quasi inaspettatamente dall'FC Aciliale. Sono arrivato al culmine, come dicevi tu, di 4 settimane veramente molto dure, ma sono successe tantissime cose sotto tutti gli aspetti, sia molte cose che tanti sanno, Sì. state di figli e tante altre che comunque... Nelle ultime settimane si è parlato molto indubbiamente di punti tolti, punti dati, e quindi effettivamente c'è stata anche una gran confusione secondo me. La Lega forse ha un po' esagerato nei tempi soprattutto, no? Avrebbe dovuto forse molto tempo prima dare dei verdetti, ciò non è avvenuto e ha creato probabilmente tutto questo gran casino, come si può dire. Credo che hai trovato la parola giusta, anzi il termine giusto, confusione. È vero, siamo in grandissima confusione, ma già da qualche anno. Comunque, adesso siamo all'apice forse della confusione. È vero, parleremo nei dettagli del campionato di eccellenza insieme naturalmente a Santo Palma, ma subito diamo lettura dei risultati per quanto riguarda il campionato interregionale. Oggi si è arrivati all'8ª giornata di ritorno. I risultati insieme a Federica. Nova Gioiese Agregas 1-1, Orlandina Pomigliano 3-1, Agropoli Cavese, si giocherà lunedì, Battipagliese Città di Messina 2-0, Comprensorio Montalto Licata 1-1, Noto Rende 0-0, Interreggio Savoia 1-1, Vibonese Torrecuso 1-0. In classifica sottolineiamo il pareggio a Reggio Calabria del Savoia, ma purtroppo anche per l'Acagas la giornata è stata una giornata negativa perché ha pareggiato a Gioiosa, e questo qui ha impedito di accorciare ancora di più la classifica che comunque leggiamo sempre con Federica. Savoia 61 punti, Agregas 52, Battipagliese 44, Torrecuso 41, Agropoli, Cavese e Nuova Gioiese 39 punti, Noto 35, Comprensorio Montalto e Interreggio 33 punti, Pomigliano e Orlandina 31 punti, Due Torri 29, Vibonese 26, Città di Messina 24, Rende 22, chiude la classifica Licata con 12 punti. In classifica ricordiamo che la Cavese, l'Interreggio e la Battipagliese hanno un punto di penalizzazione, il Licata ben 3 punti di penalizzazione. Come tutti ben sanno, il Ragusa dopo la 4ª rinuncia è stato escluso dal campionato. E adesso anche lettura del tabellino della prossima settimana. Si giocherà la 9ª giornata di ritorno, domenica 9 marzo 2014. Eccolo qua il tabellino: Torrecuso Battipagliese, Rende Comprensorio Montalto, Acragas Interreggio, Città di Messina Licata, Savoia Noto, Due Torri Nuova Gioiese, Agropoli Orlandina, Cavese Vibonese, riposa il Pomigliano perché il Ragusa giustamente è stato escluso dal campionato. Prima di dare subito il commento tecnico a questo girone di interregionale insieme a Carmelo Puglisi, dobbiamo dare il benvenuto all'altro ospite che è arrivato, ovvero Giuseppe Bosco, presidente del Catania Beach Soccer. Buonasera, buonasera, grazie dell'invito. Ciao Giuseppe.
siete pronti per la stagione? E so che avete fatto un colpo da mercato sensazionale, no? Allenatore brasiliano. Stiamo lavorando. Bene. Parleremo di questa stagione che partirà ufficialmente quando? Dovrebbe partire il 27 maggio con la Coppa dei Campioni a Catania. Addirittura, quindi insomma grande successo anticipato proprio, perché siamo sicuri che la vostra è una bella organizzazione e regalerà delle straordinarie emozioni. Torniamo a parlare dell'interregionale. Carmelo Puglisi, allora, pareggio sia per il Savoia, ma soprattutto insomma forse qualcosa da rammaricarsi per l'Akragas, no? Un'occasione persa. Sulla carta per metà un'occasione persa, perché in realtà il calendario questa settimana era molto più favorevole al Savoia. La trasferta di Gioiosa Marea era insidiosa per l'Akragas, che infatti ha avuto qualche insidia per portare via questo punto. Ha decisamente inaspettato invece il pareggio del Savoia a Reggio Calabria contro una squadra di medio-bassa classifica. Anche il Savoia ha sofferto non poco, mentre invece è stato comunque un fine settimana estremamente positivo per le squadre siciliane. L'Orlandina è tornato alla vittoria contro il Pomigliano, il Licata continua a non arrendersi, ha portato via un buon punto dalla Sila contro il Comprensorio Montalto, lo stesso pareggio del Noto. Il punto fondamentalmente non serve, ma il Noto dimostra di essere ancora una squadra estremamente viva. L'unica nota negativa è la sconfitta del Città di Messina a Battipaglia. Comunque le siciliane sono quasi tutte in piena bagarre nella zona salvezza, ma sono tutte quante più o meno vive. Il Duetorio ad esempio oggi ha preso i 3 punti a tavolino della sfida che doveva essere, non è stata, con il Ragusa che si è ritirato. Il Licata probabilmente con questo ennesimo pareggio ha dato addio ai sogni di un possibile miracolo? Il miracolo in realtà non c'è mai stato, però ripeto, alla squadra del presidente Deni e di mister Catanese ogni settimana noi dobbiamo fargli un plauso, perché stanno onorando veramente nel migliore dei modi il campionato e stanno programmando nel miglior modo possibile la prossima stagione, un'eccellenza di vertice l'anno prossimo. Infatti, cortesemente possiamo rimettere di nuovo la schermata della classifica, perché la voglio un po' discutere anche con i nostri due ospiti. Allora, Santo Palma, Savoia 61, Akragas 52, poi tutto il resto, insomma, un abisso di differenza probabilmente, no? Sì, diciamo che le squadre attrezzate a fare l'Akragas ha perso quella benissimo grande chance della partita in casa per cercare di accorciare. Ma al di fuori di quella situazione l'Akragas ha fatto un campionato strepitoso. Ricordiamoci che è una neopromossa, ricordiamoci che comunque è una città che mancava da moltissimo tempo alla Serie D. Ha fatto un torneo di vertice, tenendo testa al Savoia per circa 20 giornate. Ben più attrezzato, direi, quindi, no? Molto più attrezzato e molto più navigato in queste categorie, e soprattutto campano, quindi come tale un avversario quasi insormontabile. Giusto. Giuseppe, ma cosa è mancato all'Akragas? Qual è stato l'ultimo gradino che serviva? È una neopromossa. È una neopromossa, quindi già ha fatto un miracolo. La storia insegna che quando una società prende, quando dei dirigenti prendono delle società, ci vuole un percorso. Ed è normale che, anzi quello che hanno fatto sono stati veramente, è un plauso per quello che hanno fatto e dove sono arrivati. Tra l'altro supportati anche da un bel gruppo di sponsor, no? Perché aiutano, diciamolo pure Giuseppe. Gli sponsor sono fondamentali oggi, perché con la magra delle istituzioni, per cui non c'è più da attingere in nessun posto, è normale che il rapporto lavoro, marketing, comunicazione, sponsor e tutto quant'altro diventa fondamentale. Ricordiamoci anche che gli stadi oramai sono anche praticamente deserti, sì, perché la gente è messa a casa e guarda la TV da casa, guarda le partite da casa, quindi è logico che si deve fare una progettualità alla base, e secondo me lo stanno facendo e si ritroveranno poi, vediamo, sicuramente ci saranno forse i playoff, sì. Anche se a fare insomma i playoff determinano soltanto una classifica poi di ammissioni di ripescaggio, non c'è una possibilità che vincendo i playoff... Ma sai, in questi momenti può succedere di tutto. Certo, perché con il rinnovo dei campionati... se tu guardi il Messina in Serie C, possibilmente l'anno prossimo farà il campionato di Serie C. Infatti. Voglio dire, può succedere tutto, perché non c'è nulla di scontato. Non siamo come gli anni 90, gli anni 80. L'estate non c'è nulla di capito? Soprattutto l'estate non c'è può nulla succedere di scontato, tutto, ci sono più controlli, quindi è normale che ognuno si fa il proprio campionato, completa la stagione sportiva
e poi quello che succede, poi poi tutto cosa va nelle mani delle carte. Dico, ci piacerebbe avere dei Agrigento, che è pescati. una piazza importante nei professionisti, No, ma credo per che carità, serva anche ma per tutto il carità, movimento, per no? carità, Anche ma se per carità. devo dire che comunque ancora mi sembra un po' prematuro, se Agrigento va nei professionisti in maniera prematura e disorganizzata come siamo Poi soliti rischia fare di noi, soffrire, rischia di no, poi soffrire. rischiamo di scomparire, forse è meglio che prima E Agrigento questo- si organizzi in maniera... Come diceva giustamente E questo- Giuseppe, se e non c'è questa una è stata la programmazione... base. Oggi Ma noi- guardi, è proprio il presidente... ma naturalmente noi oggi come Catania e Beach Soccer riusciamo a fare determinate cose, ma abbiamo 13 anni di esperienza. Ecco, è voglio giusto. dire, E proprio quindi- accanto abbiamo uno dei pochi presenti che si è realizzato la sua struttura. E poi vincente, Ma No, molto ma vincente. l'importante è che Ma alla grande, la direi. mia vittoria è stata la realizzazione dello Assolutamente, stadio, che infatti. quest'anno riconfermiamo Presidente, da sei 2000 posti. l'unico forse a Catania che è riuscito a fare questo, al di fuori di qualsiasi sport parliamo. Ma io sei spero, l'unico, io quindi- spero che ci riescono anche gli altri, però torno a ripetere, sicuramente. non bisogna fare voli pindarici o fare Bravo, cose che bravo. non esistono. Giusto, La realtà Giuseppe. concreta, l'economia è quella reale, il resto sono tutte chiacchiere. È giusto, è giusto. Tu sei la Catania che ce la può fare, Presidente, abbiamo fiducia in te. È una Catania che ce la può Che fare. ce la fa, non solo ce che la ce la farà può fare. sicuramente. Grazie. Tra poco parleremo anche appunto di questa pool Coppa dei Campioni che ci sarà a Catania per quanto riguarda il beach soccer, ma parleremo soprattutto di una stagione che si preannuncia anche molto interessante dal punto di vista tecnico, no Giuseppe? Sì, Così noi un'anticipazione. Sì, abbiamo, come dire, abbiamo chiuso un progetto che si è chiuso l'anno scorso col quinquennio di Belluso e quest'anno ne stiamo riaprendo un altro. Abbiamo ingaggiato il campione, diciamo l'allenatore FIFA per eccellenza. L'Ancelotti del beach soccer. Il capo dei capi allenatori del beach soccer. Abbiamo ingaggiato Alessandro Soares, che è il 4 volte campione del mondo col Brasile. Fra le altre cose, devo dire, è stato molto felice di sposare il nostro progetto. Bene. Al solito, naturalmente con i giusti rimborsi, con le giuste Chiaro. cause, naturalmente siamo ben felici di accoglierlo e anche lui pensa di trarre vantaggio da questa Da questa esperienza a Catania, esperienza. perché qui lavorerà in una struttura importante, lavorerà con quasi 40 persone di prima squadra under 21, quasi 130 bambini di scuola calcio, sarà il capo anche struttura di quello che poi è il comparto tecnico, insomma. Che bei progetti, Carmelo. Ma No, non se- sono progetti, senti sono questo realtà progetto, oramai, erano progetti 3-4 anni fa, dico, sono realtà. È una meraviglia, Carmelo, sentire queste cose qui è una meraviglia. Voto 10 e lode, non c'è nulla da aggiungere. Nulla da Poi aggiungere. siamo a Catania, anche E in poi siamo a questa Catania. situazione dico siamo a Catania. E questa qua è una cosa anche molto importante. Ci dobbiamo fermare. Sì, abbiamo un brevissimo stacco pubblicitario. Rimanete con Penalty. I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. Eccoci rientrati in studio, questa è la trasmissione Penalty su Sesta Rete, canale 215, ogni domenica a partire dalle 19.30, siamo in replica alle 23, siamo in replica anche il lunedì mattina a partire dalle 8.30. Adesso è il momento di presentare i risultati e le classifiche dei due gironi del campionato di eccellenza. Iniziamo subito con i risultati del girone A. Atletico Campofranco, Folgore Selinunte 1-0. Pro Favara, Raffadali 0-0. Parmonval, Riviera Marmi 3-1. Alcamo, Rocca di Caprileone 1-0. Leonfortese, San Sebastiano 2-0. San Cataldese, San Giovanni Gemini 1-1. Camarat, Serra di Falco 1-2. Mazzara, Sporting Club Marsala 1-0. Ingarbugliata la testa di questo girone A del campionato di eccellenza, vincono Alcamo, Leonfortese, mentre il Camarat, che era la terza forza, anche se ancora rimane al terzo posto, viene battuta in casa addirittura dal Serra di Falco. Guardiamo la classifica al completo. Alcamo 48 punti, Leonfortese 47, Camarat 45, Parmonval e Serra di Falco 44 punti, Riviera Marmi 42, Marsala 40, Atletico Campofranco 39 punti, San Giovanni Gemini 33, Rocca di Caprileone 32 punti, San Cataldese 31,
Mazzara 29 punti, Pro Favara 28, Raffadali 25 punti, Folgore Selinunte 14, chiude la classifica San Sebastiano a 9 punti. Per quanto riguarda il tabellino della prossima settimana, si giocherà l'11ª giornata di ritorno, domenica 9 marzo 2014. Questi saranno gli incontri: Parmonval Alcamo, Rocca di Caprileone Atletico Campofranco, San Sebastiano Camarat, San Giovanni Gemini Leonfortese, Serra di Falco Mazzara Calcio, Sport Club Marsala Pro Favara, Riviera Marmi Raffadali e infine Folgore Selinunte San Cataldese. Allora, scontri al vertice, sottolineiamo anche tra l'altro il Riviera Marmi ha perso anche uno scontro importante contro il Parmonval che l'ha superato anche in classifica. Insomma, questa vetta di questo girone A è in continuo fermento. Carmelo. Ma oggi invece partiamo dalla coda perché abbiamo il primo verdetto dell'eccellenza. Infatti da stasera il San Sebastiano, dopo la sconfitta nel derby tutto ennese con la Leonfortese, ma dopo appena un anno matematicamente torna in promozione. Torniamo invece, mi ricollego a quello che dici tu, oggi invece questa 10ª giornata di ritorno in eccellenza nel girone A è stata una giornata importante perché l'Alcamo oggi ha messo la freccia a sinistra, ha effettuato il sorpasso vincendo in casa con il Rocca di Caprileone. Gli tiene testa solamente la Leonfortese di Mirto che, come detto, ha vinto il derby ennese con il San Sebastiano come era nei pronostici. Invece va sottolineato l'Arachiri casalingo del Camarat che rilancia le ambizioni playoff, ammesso che ce ne fosse bisogno, del Serra di Falco, così come le ambizioni playoff vengono rilanciate anche quelle della Parmonval che ha vinto lo scontro diretto con il Riviera Marmi. Alza bandiera bianca invece definitivamente, secondo me, anche per il discorso del playoff, anche il Marsala sconfitto a Mazzara. Commento anche dei nostri ospiti, iniziamo da Palma. Senti Santo, come vedi questa classifica nella zona di vetta? Chi lo vincerà questo girone A? Perché ogni settimana ci sono sempre sorprese, scontri diretti, insomma è molto intenso. Per dire chi lo vincerà, secondo me ci vuole la sfera di cristallo, anche perché ho visto che domenica c'è una bellissima partita che è Parmonval Alcamo, sì, quindi sì. se il Facciamo Parmonval... rivedere un attimo la classifica cortesemente, così se il Parmonval riuscisse a battere l'Alcamo si metterebbe soltanto a un punto, quindi credo che da 44 a 48 ancora ballano tutte, sì, incredibilmente. Tra l'altro ci piace questa cosa, è bello, il bello del calcio è questo, tutte le partite tutto aperto. Tra l'altro Serra di Falco è un'altra squadra che era partita con grandissima ambizione, facendo investimenti incredibili, quindi se la può giocare Serra di Falco, anche se dico la verità, personalmente tifo per l'Alcamo o per la Leonfortese. Tra l'altro ha un bel progetto dove c'è Gaetano Mirto che sta facendo un grandissimo lavoro. Giuseppe, però l'Alcamo è abituato a queste categorie tra eccellenza interregionale, forse in questo momento è un gradino sopra le altre proprio perché ha un bagaglio tecnico di esperienza considerevole. Sicuramente, poi naturalmente tutto gioca in 2 punti, 3 punti, quindi ancora può succedere Può succedere di tutto. Poi ricordiamoci che è una stagione molto difficile, fra forma dei giocatori, infortuni, squalifiche, insomma è tutto da vedere ancora qui. Tra l'altro l'Alcamo, per dire quanto sì, l'organico dell'Alcamo, Ettore, sia quello più completo, oggi loro avevano una serie di defezioni in attacco su tutti il bomber gambino. Oggi a togliergli le castagne del fuoco un difensore, Alderuccio, che è un nome che in queste categorie non ha bisogno di presentazione. Insomma è un girone rispetto a quello B più intenso, soprattutto nella zona di vetta, perché nel girone B bene o male le distanze sono anche abbastanza ragguardevoli, invece qui veramente tutti ristretti nel giro di 3, 4, 5 punti massimi. Ma qui è mancata però la squadra importante come c'è stata nel girone B. Nel sì, girone B c'è stata molto più regolarità di risultati. L'anno scorso c'era l'Agracas che aveva praticamente ucciso il campionato. Come vedete, ad esempio il Camarat è fermo da un bel po' di giornate, sì, sì, invece nel girone B le squadre di testa che sono state Tiger FC sono andate sempre con quel ritmo, quindi chi ha perso punti non è più rientrato. Sì, ma qui io invece rientrano voglio tutti. Sentire un vostro pronostico, chi lo vince, dai. Giuseppe. Secondo me lo vincerà la squadra più tecnica, perché ora voglio un nome. L'Alcamo. Perché ora arriva la primavera, belle giornate, bei campi, si giocano a calcio. Santo invece tifa un po' anche dell'Alcamo, però la squadra di Mirto sì, lo onestamente sarei contento per la Leonfortese, soprattutto per Gaetano, non solo, anche per qualche altro amico, ma anche l'Alcamo con moltissimi amici che giocano nell'Alcamo, quindi ne sarei contento ugualmente. Anche per l'occasione. Sì, invece Carmelo,
chi secondo te alla fine potrebbe spuntarla in questo girone A del campionato di Io anche eccellenza? quando era quarto in classifica ho detto sempre Alcamo e confermo. È vero, confermo. Bene, proseguiamo. Adesso parliamo del girone B. Anche in questa giornata qualche risultato risicato, però indubbiamente anche nella zona alta della classifica c'è stato molto movimento. Guardiamo i risultati di questa 10ª giornata di ritorno. Catania San Pio X, Città di Vittoria, 1-0. Tiger, Football Club Cireale, 1-0. Gimnica Scordia, Mazzarrà, 6-0. San Gregorio, Mister Bianco, 0-1. Città di Rosolini, Rometta, 2-0. Modica, Sport Club Siracusa, 1-3. Igea Virtus, Sporting Viagrande, 3-1. Per quanto riguarda la classifica, vince il Siracusa il big match per quanto riguarda il posizionamento al secondo posto di questo girone, vince addirittura Modica, quindi insomma è stata molto corsara la sua trasferta. In classifica continua con questa vittoria la marcia ormai vittoriosa verso l'interregionale della Tiger. Guardiamo la classifica. Tiger, 56 punti. Sport Club Siracusa, 48. Modica, 45 punti. Catania San Pio X, Taormina, 44. Igea Virtus, 42. Mister Bianco, 41 punti. Football Club Cireale e Gimnica Scordia, 37 punti. Città di Vittoria, 34. Via Grande e Città di Rosolini, 28 punti. San Gregorio, 21. Rometta, 19. Mazzarrà chiude la classifica a 10 punti. Ricordiamo che il Modica ed il Vittoria hanno un punto di penalizzazione e la Ciriale, come tutti ben sanno, la Ciriale 1946 si è ritirato. Diamo adesso uno sguardo al tabellino del prossimo turno, sarà l'11ª giornata di ritorno, 9 marzo 2014. Si giocherà la partita tra Rometta, Catania, San Pio X, FC Aciriale, Città di Rosolini, Taormina, Catania, San Pio X, appunto, Mister Bianco, Igea Virtus, Gimnica Scordia, Modica, Mazzarà, San Gregorio, Taormina, Sporting Via Grande e Città di Vittoria contro Tiger. Che dire di questo girone? Carmelo, io credo che insomma ormai la Tiger è andata, si punta ormai solamente per il secondo posto, più che altro per fare in modo che ci sia un buon posizionamento nei playoff che si disputeranno a questo punto. Sì, direi proprio di sì, 8 punti in 5 partite, secondo me non è un margine recuperabile anche per quello che sta facendo vedere la Tiger, che ad esempio contro l'FC, ex squadra di Santo, contro l'FC. Nel frattempo ti voglio far vedere le immagini che riguardano la vittoria del Catania San Pio X nei confronti della Città di Vittoria, che ha perso 1-0. Nel frattempo che ci sono queste immagini diamo appunto anche il tuo commento tecnico. Sì, dicevamo la Tiger contro l'FC, ex squadra di Santo Palma, sabato non ha fatto vedere grandi cose, ha avuto la bravura e la fortuna di sbloccare subito il risultato grazie a un gol di Fabio D'Acosta, poi ha fatto della discreta ordinaria amministrazione ma non ha dato la prova di forza della capolista. E lo stesso si può dire, ricollegandoci alle immagini che vediamo, lo stesso si può dire della San Pio X di mister Anastasi, che ha faticato forse più del dovuto contro il Vittoria che tra l'altro ha avuto anche un paio di buone occasioni per portare via un punto da Mascalucia. La San Pio comunque coglie questi 3 punti, si garantisce il piazzamento in zona playoff, ancora secondo me può arrivare anche al terzo posto alla luce del risultato dello scontro diretto fra Modica e Siracusa, mentre se guardiamo l'ottica quinto posto, secondo me il mister Bianco dovrebbe avere qualche rimpianto, perché il Taormina oggi ha ottenuto i punti a tavolino, nemmeno l'Igea Virtus sta facendo cose straordinarie. Secondo me il mister Bianco ha lasciato un po' troppi punti per strada e con l'organico che ha, un organico che non ha nulla in meno rispetto a quello dell'Igea Virtus e del Taormina, il mister Bianco poteva essere in corsa per il quinto posto e non è detto che ancora la formazione
formazione di Chiavaro non possa giocarsi non possa giocarsi le proprie chance. Continuiamo a vedere queste immagini. Nel frattempo volevo fare una domanda a Giuseppe Bosco riguardo questo Catania San Pio X, no? Il fatto che sono esplosi in questa categoria, il fatto che hanno veramente tanti soldi da investire nel calcio dilettantistico un po' ci sorprende con questa crisi, insomma, che c'è. Io ho visto una San Pio vogliosa, desiderosa assolutamente di raggiungere il campionato di interregionale. Deve esserci tanta programmazione, devo dire che loro ce l'hanno. Poi ci vuole anche un po' di fortuna probabilmente, no? Per cercare di andare in categorie più importanti. Ma alcune volte, Ettore, non è che bisogna spendere per vincere, non basta solo questo. Non basta, vero? Non basta assolutissimamente. Infatti loro un pochettino non ce l'hanno fatta a vincerlo questo campionato. È una simbiosi che non funziona. Non funziona. Non si pensi mai che il denaro possa fare vincere, perché non è assolutissimamente così. Vince la programmazione, vince il gruppo, vince il lavoro quotidiano, vince il mister che sappia fare le proprie scelte al momento giusto, insomma vince anche la fortuna. Vince anche la fortuna. Ci sono tante componenti. La San Pio, c'è da dire, scusami Presidente un attimo, la San Pio quest'anno sta puntando però soprattutto sulla Coppa, vuole arrivare in primo serie. turno superato naturalmente quasi, è una, come ti posso dire, è un punto che loro si sono naturalmente dati, perché l'esigenza per il campionato ormai credo che sia un discorso chiuso. maggiore forza, voglio dire. Infatti. Alla fine poi stanno andando bene, lì sono stati anche fortunati, Sì. perché là la fortuna li sta assistendo. Ben venga la fortuna, voglio dire, non è che dobbiamo essere... Però ecco, bisogna essere un attimino più oculati quando si spende, bisogna essere un attimino più ottimizzare determinate situazioni, perché, torno a ripetere, spendere tanti soldi e poi non arrivare all'obiettivo significa che poi gli anni successivi devi cambiare le proprie programmazioni, perché le cose col tempo cambiano. È vero. Santo Palma, tu che dici su questa cosa qui? Oggi la tua ex squadra, l'FC Acireale, ha perso a Brolo 1-0. Sappiamo che in questo momento ad Acireale, insomma, anche dopo le tue dimissioni, si sta parlando di una riorganizzazione societaria, forse anche in prospettiva di rappresentare la vostra squadra, proprio quella che adesso non c'è più in questo girone, quel famoso Acireale 1946. Beh, guarda, questi sono discorsi comunque... Sono voci che Sì, girano. ma ancora è troppo presto per parlare di queste cose, e poi credo che comunque l'FC ha poco da riorganizzarsi, in quanto può contare su uno staff tecnico importantissimo. Certo. Su un parco calciatori, secondo me, di tutto rispetto, su un direttore generale abbastanza bravo, che Certo, fa il suo lo lavoro, un salutiamo. ottimo presidente, quindi non ha poco da ha un grande avvocato che lo segue, un settore giovanile che conta 5 squadre, quindi l'FC... Come mai hai deciso di lasciare l'FC Acireale? E allora infatti Ettore mi ha anticipato di un doppio, se veramente è tutto così organizzato e vogliono programmare il Cioè, futuro, no, abbiamo preso aspetta, atto- è tutto organizzato, abbiamo preso guarda, sai che atto ci sono anche delle in settimana, difficoltà. insomma è arrivata una nota, se ci sono queste condizioni perché sei andato via Santo? Tra l'altro tu eri un tassello importante di questo ingranaggio. Io non sono andato via. Anche un pilastro, direi, lo scorso anno Direi da proprio di Sant'Antonio, merito Ma vi dico, anche io a non Santo ho- Palma. Allora, voglio sgombrare innanzitutto il campo da alcune ipotesi. Io non ho avuto alcun problema con il mio presidente, non ho avuto alcun problema con la mia società. Giusto Hanno dire queste manifestato, cose, anzi, certo, giusto. La loro contrarietà a quello che è stata la mia decisione. Tutti hanno manifestato, devo dire, una grandissima solidarietà, e di questo vi ringrazio, ma infatti io non ho niente con la mia società. E allora perché sei andato via? Siamo Siamo curiosi di saperlo. Anche Giuseppe Bosco, No, ma Santo è uno bravo, infatti, attenzione, voglio dire, Santo è se bravo. Ci sono tutte, se ci sono tutti i tasselli al proprio posto. Non c'è bisogno di regolare, perché i risultati parlano. Cioè, Parlando del discorso di prima. E allora Giuseppe, Bravo, Giuseppe, lo abbiamo detto e ce lo siamo posti tutti il dubbio. Allora, se ci sono tutti i tasselli, No, insomma, è che, allora, perfettamente allineati, allora, io cosa è successo? Voglio che le mie dimissioni passino anche come un attimo di riflessione. Ah, ok. E Questa è una l'ho giustificazione. anche detto Ok. in altre interviste che ho rilasciato in queste settimane. Io mi sono dimesso dal mio incarico perché al momento non credo più in quello che faccio. Signori, 7 mesi di lavoro di una società sana, di una società in regola con i pagamenti, che non ha difficoltà
in federazione buttati via per una firma. 7 mesi di grande e duro lavoro, e chi come me crede fa delle motivazioni, il pane quotidiano, non sono delle mie motivazioni. Queste decisioni della federazione hanno un po' veramente fatto sì che insomma alcuni sogni che ti appartengono. Ma non è, allora, io non voglio passare per lo stupido del quartiere, in che senso? Ho 40 anni in questo mondo, ci sono stato, ci sono cresciuto, quindi non vivo nel paese dei balocchi. Però se noi tutti continuiamo a non guardare, a girarci dall'altra parte, perché non è toccato a noi, questo mondo si distruggerà a brevissimo. Quindi ribadisco, deve essere una riflessione, non perché le cose non toccano a noi, dobbiamo fermarci quando c'è qualcosa che non va, bisogna lavorare immediatamente per sistemare, a partire da questa regola. È una regola che non esiste, cioè che non va, è uno scandalo che una società Carmelo, possa... è giusto secondo te quello che sta dicendo Santo, questa sua riflessione? Più che giusto, allora, io lo rispetto, lo rispetto quello che dice lui. Lo condivido fino a un certo punto, perché io... Santo, per quelli che ti conoscono nell'ambiente calcistico, tu c'hai una voglia matta di rientrare, già stai visionando, hai in mente la tua squadra della stagione 2014-2015, hai già dei prospetti in base al budget di una società futura, quindi chi ti conosce sa benissimo che tu non riesci a stare mezz'ora lontano dal calcio, quindi è vero, le questioni che però, poni tu, io le rispetto per carità, quello allora, che è successo... Scusatemi, io vi voglio dire due cosine. Quando vedi un calciatore che ha giocato con te 6 mesi piangere perché gli viene comunicato dalla tua federazione che non può più far parte del tuo gruppo, dopo 6 mesi, quando vedi un ragazzino 95 che con le nostre 250 euro si paga le tasse universitarie a febbraio stoppato dalla federazione, ci sono cose che ti fanno male, se hai principi. Io ho dei sani principi, li ho sempre avuti. Allora, a me queste cose fanno malissimo. Giusto, però diciamo sempre che ci sono delle regole, non lo dico. No, però ma attenzione, se io ho detto delle regole, onesti nel infatti, dire. ma ci mancherebbe, le regole ci sono e io ribadisco, secondo me non sono così tanto sicuro che l'FC abbia violato una regola, ma questa è una cosa, io faccio l'aspetto tecnico del calcio, certo, quindi chi non fa calcio fa l'aspetto delle carte, quindi Giusto, lascio ai segretari del Siracusa che bravo. non si occupano di calcio. Ma non soltanto il Siracusa in genere. No, il Siracusa perché ha tirato fuori questa storia qua, quindi lo lascio a loro, è un lavoro loro che non c'entra niente col pallone, infatti loro non fanno calcio, come ho detto. Quindi stavo dicendo, il problema è un altro, ti ribadisco. Oggi siamo al punto che le società, che noi dirigenti, quando non riusciamo ad ottenere un risultato con quello che dovrebbe essere il nostro lavoro, lo sport, cioè, ma lo otteniamo in un'altra maniera. No, torniamo a ci casa, rimane. ci sediamo davanti al computer, già solo il pensiero di riuscire a... Cioè, io non capisco come qualcuno possa pensare di tornare a casa dopo una partita bellissima, che vinci, perdi, comunque sei sudato, e pensi a come poter vincerla quella partita cercando fra le carte. Voglio sentire il parere di Giuseppe Bosco. Di cosa stiamo parlando? Giuseppe, di che cosa stiamo C'è parlando? gente che lo fa per lavoro, attenzione. Giuseppe, Questo è un aspetto della società, Santo, e non lo puoi né Sì, combattere, sì, né non ci distruggere, né eliminare. È Io- una cosa che devi accettare, condividere Certo. e strutturarti nella maniera tale di poter ribattere un domani. Sì, è una risposta saggia quello che secondo me sta dicendo Assolutamente, Giuseppe no, Bosco. Allora, Io il ho sempre problema è che il fatto- Presidente ha ragione. Io ho sempre completamente. fatto mente locale di quello che mi è successo e nella mia vita mi sono sempre strutturato per non farlo succedere più. Queste cose succedono per rafforzare l'individuo, la società e soprattutto tutti quelli che ruotano attorno a te. Hai dato una bella risposta da perché sanno che presidente, tu, essendo una garanzia per tutto, devono sapere che come nominano la tua persona, devono togliere la testa del pensiero solo di poterci arrivare. Sì, Il Presidente, problema però è paralisi. uno, io l'ho accennato anche nelle settimane scorse. Santo, è inutile girarci intorno, queste cose ci sono sempre state, i ricorsi. Io però temo, il ragionamento di Santo lo condivido, temo che negli ultimi 2-3 anni, oggi basta un cognome copiato male con la carta carbone per tirare fuori un ricorso. Però dice e questa bene, è una bisogna mentalità. attrezzarsi perché Dipenda dalla professionalità delle persone con cui ti attorni, Sì. perché ricordiamoci bene, il Catania Calcio, Ma fanno la Serie A, fanno la Gaucci Serie A. sceso in Serie C, Ragazzi, è sono stato in- ripescato in Serie B per un Allora. problema di tesseramento.
Quindi Presidente, all'epoca ma il segretario parliamo- era uno bravo. Perdonami Presidente, parliamo di società professionistiche, di interessi importanti, no? Sì, no, vabbè, no. però capisco. la regola, Ricordiamo- diciamo, Santo, è generale. sono Vabbè, oh. pienamente d'accordo, però quando tu... Riportiamo, allora Di Vescovo, Attenzione, facciamo non è un andare, pro- facciamo non è un andare il processo a calcio. Santo No, Padre. no, No, facciamo andare- Santo, no, io facciamo andare il calcio Santo- invece che negli spogliatoi e nel campo. Facciamo Lasciamo alle andare, carte, lasciamo alle andare, carte. invece Ma le se carte. ci sono delle regole, ci La sono delle pagheremo regole, sempre tutti quanti noi prima o poi. ci No, sarà ma le domani regole la ci stessa mancherebbe. cosa, non cambierà. Allora, Ti torno a ripetere. ribadisco, non nascondiamo sul fatto che ci sono le regole, è evidente che noi tutti dobbiamo vivere all'interno di queste regole. Noi uomini di sport siamo chiamati immediatamente a sostituire quelle regole che non vanno all'interno del nostro sport, perché oggi paga l'FC Cirale, Domani può pagherà pagare il un'altra Piagani, società. ma se è una regola sbagliata, caro Presidente, all'interno del nostro Bisogna riscriverla. immediata, Ma- immediatamente. immediatamente. Il problema è che non non si c'è possono, stato, non c'è attenzione stato un perché uomo di le sport che ha regole non detto si questo. possono scrivere in corso, bisogna a bocce ferme a bocce organizzare ferme riscrivere la situazione. eventualmente una variazione, Una variazione di quello di che regole le o norme- altro. le norme- Quindi questa è una cosa importante. Allora, scusate, più che altro dovremmo capire quali sono le regole. Però, Beh, questa è poi Santo- l'interpretazione No, che ognuno Santo, dà. ecco, e allora Santo, io però qui non sappiamo, capisco. qui non sappiamo quali sono le regole. Vabbè, Quali la sono- regola quali sono intanto le regole che- per iscriversi? Attenzione Quali perché sono la le regola la regole? può dare Cioè, anche e soprattutto una federazione con il suo presidente che ci mette la faccia e ne è assoluto responsabile. Dico bene, Presidente? Certo, ma Quindi se c'è ci saranno gente poi... che- ma scusate, c'è gente che lavora, ci sono 30 uffici con 70 persone che lavorano, voglio dire. Presidente, Quindi ma sarà- non servono a controllarti un tesseramento. Cioè noi ascolta, Ma questi sono io voglio dire, noi questi siamo sono stati problemi. puniti perché i nostri tesseramenti non sono stati invalidati, invece i nostri tesseramenti sono stati fatti validi dalla federazione. Scusami, noi paghiamo 12.000 euro di iscrizione a società in eccellenza. È possibile che una Ascoltami, federazione, scusami, una è possibile che problematica che una del genere- federazione si lava le mani dicendoti noi non dobbiamo controllare i tesseramenti? È la verità, È la perché io verità, ho avuto la stessa esatto, ma non è problematica. vero perché se io mando un tesseramento senza una firma tu me lo bocci, non è vero. Io ho avuto Tu li un controlli, tesseramento ascoltami, nel ascoltami. 2000 e- nel ma non è vero, se ti 2009. mando senza una firma, tu me lo bocci il tesseramento. Ho Presidente, avuto quindi il non è vero, tesseramento quindi nel controlli. 2009. Sentiamo la risposta? Se c'è un reclamo, a quel punto si vanno a controllare. E dopo il reclamo Hai che si capito? controllano. Tanto. E Però guarda torno a che- ripetere, io non voglio farti una morale, perché tu sei un uomo di campo. Ragazzi, così il non tuo va. presidente Secondo dovrebbe me così avere non una va. persona Allora, che si occupa di queste Ci cose. dobbiamo augurare che le regole No, non ci dobbiamo, possono... ci dobbiamo adoperare. che è Adoperare gli addetti ai diverso. lavori, certo, ci Certo, mancherebbe. certo. Si debbono adoperare Invece per non poter lo facciamo. diciamo, chiarire le regole, semplificarle probabilmente. Non è escluso anche che sia necessario un leggero controllo maggiore di tutto. Io, per mia esperienza personale, nel 2009 ebbi 2 extracomunitari dopo un reclamo di un'altra società annullati i tesseramenti. Abbiamo preso i tesseramenti, li abbiamo fatti ricontrollare Sì. e ce li hanno riabilitati. I ragazzi hanno giocato la partita. lì in la questo partita- caso- campo, partita e risultato omologato. Chiuso. Perfetto. Nel caso Dobbiamo dell'FC chiudere. Ciriale, Sì. l'ultima battuta nel caso dell'FC Ciriale, però Ettore, sì, il rispetto delle regole, ma in questo caso secondo me non è neanche un discorso di rispetto delle regole, perché qui non si tratta, lì è quasi un problema quasi etimologico e filosofico. Che cosa intendiamo noi per inibizione di un tesserato? Questo è il problema, e secondo me questo in nessun regolamento è scritto No, chiaramente. con legge e regolamento vi dicono che un presidente libico può fermare, dove invece non può. L'esatto contrario. Che All'interno cosa di questo significa? regolamento trovo Noi, l'esatto ci vuole contrario. qualcuno, ma non un avvocato, qualcuno che qualche Va bene, esperto questo- di queste cose che ci deve spiegare questo che cosa sarà- significa inibizione di un dirigente. Tutto questo sarà fonte di ulteriore discussione, perché penso che questa non è una parentesi che sicuramente si conclude questa settimana. Secondo me insomma, avrà ancora uno strascico. Abbiamo chiuso con il campionato di eccellenza, i nostri ospiti comunque rimangono ancora qui, mentre invece dobbiamo salutare Carmelo che rivedremo la prossima settimana. Noi ci vediamo domenica prossima, buona settimana a te, buona settimana a tutti i nostri telespettatori. Perfetto, e salutiamo anche Federica perché adesso arriverà Giulia e con lei parleremo del campionato di promozione. Ciao a te Federica. Sì, Ettore, io auguro un buon inizio settimana a tutti i telespettatori e vi lascio con la pubblicità. I need to know now, can you love me again? I need to know now.
Eccoci rientrati in studio ed il saluto immediato lo rivolgiamo naturalmente alla nostra seconda penaltina, Giulia Bonaccorsi. Ciao Giulia. Ettore, buonasera a tutti voi. Ben ritrovata, con lei racconteremo con i risultati e le classifiche i 4 gironi del campionato di promozione. Il commento tecnico come al solito è affidato a Ciccio Rametta, che salutiamo. Ciao Ciccio, ben Ciao trovato. Ettore, buonasera a te, ai Ben nostri trovato. ospiti e ai nostri telespettatori. Benissimo, i nostri 2 ospiti sono rimasti, con loro parleremo di questi 2 gironi del campionato di promozione e poi ci sarà un cambio perché abbiamo altri ospiti. Tra l'altro ricordiamo che il campionato di prima categoria riposa per ben 3 settimane, anche questa è una cosa stranissima perché insomma 3 settimane secondo me sono tantissime. Questa settimana è la prima, poi ce ne saranno altre 2. Io mi sorge spontanea una domanda, ma le società come fanno a gestire insomma gli allenamenti senza partita, anche se vuoi fare l'amichevole, voglio dire, manca poi il gusto. A 4 turni dalla fine. A 4 turni dalla fine, questa scelta di fermare il campionato 3 settimane io la ritengo una mezza pazzia. Vabbè, a proposito di federazione, no? Benissimo, allora subito i risultati del campionato di promozione, lo facciamo con il girone A, oggi giunto alla sua 10ª giornata di ritorno. Città di Carini, Cus Palermo, rinviata. Ligni Trapani, Castellammare 2-0. Real Calcio Cefalù 0-0. Monreale Fulgatore 2-2. Favignana Montemaggiore 3-1. Dattilo Paceco 0-2. Strasatti Salemi 1-6. Riposa Delfini Vergine Maria. Vittoria secca per il Paceco, 2-0 fuori casa a Dattilo, ma nel frattempo il Salemi insomma con 6 gol continua a vincere ed è ancora fermo al secondo posto. Guardiamo la classifica. Paceco 48 punti, Salemi 45, Dattilo 44, Cefalù 43, Ligni Trapani 40, Monreale 39, Montemaggiore 36, Castellammare Calcio 94, 33 punti, Real Calcio Favignana 30, Fulgatore 26, Cus Palermo 25, Delfini Vergine Maria 22, Città di Carini 11, chiude la classifica Strasatti con 9 punti. Ricordiamo che il Cus Palermo e il Carini hanno una partita in meno. Il commento di Ciccio Rametta. Sì, Ettore. E abbiamo sempre definito il girone A del nostro campionato di promozione come quello più livellato ed equilibrato. Sì, è vero. Penso che la giornata di oggi possa confermare in pieno la nostra tesi, perché è una giornata veramente che tutto è successo insomma, tra squadre anche tranquille che sono andate a fare risultati in campi con squadre che stanno lottando per i playoff. Ma andiamo con ordine. Il match clou era sicuramente quello tra prima e seconda e c'è stato il Paceco che dopo qualche settimana di appannamento è andato a imporre la sua legge fuori casa per 2-0, portandosi a +3 sul Salemi che aveva questo testacoda e l'ha sfruttato in pieno andando a vincere con un punteggio tennistico in casa dello Strasatti 6-1. Quindi Paceco che batte il Dattilo e si porta a 48 punti. Pareggio esterno, reti bianche per il Cefalù e poi invece il Ligni Trapani conferma al momento la posizione playoff vincendo in casa 2-0. E le inseguitrici sono Monreale e Montemaggiore, delle quali sorprendono i risultati. La prima è stata fermata in casa 2-2 dal Fulgatore, mentre la seconda è andata a perdere 3-1 a Favignana. E qui vengo al mio discorso, nel senso appunto squadre in apparenza tranquille, senza reali obiettivi, che se la giocano come è giusto che sia fino alla fine. È giusto che sia così. Ti lascio su questo girone e sono curioso di sentire anche i nostri ospiti, Sì. lancio io il tema. Sì, certo. Ti faccio notare che la squadra che è prima in classifica in questo girone sarebbe quarta nel girone B e C e seconda nel girone D. Questo conferma quanto difficile sia questo girone A. Mi dai il gancio perché a questo punto cosa possiamo dire su questo girone A del campionato di promozione? Che probabilmente quella zona calcisticamente insomma, può darsi che è un po' più limitata, anche se in questo momento vive la forza di traino del Trapani in Serie B. Santo. Quella è una zona anche geograficamente un po' più difficile, dove le trasferte sono veramente distanti. Calcolate, parlavo proprio con il direttore sportivo del Monreale, che è Giovanni Gentile, che è un mio amico, che è costretto anche a fare 600 km per trasferta. 600-700 km in promozione sono veramente pesanti. Esagerati direi. Sì. Infatti hanno preso loro adesso a dicembre Pietro Dell'Orso, che è un ottimo attaccante per la categoria, e Pietro si lamentava di questo, dice fa più trasferte dell'eccellenza,
fa molta più strada È rispetto vero, è vero, però è anche vero, Giuseppe, che anche se sono distante le trasferte, la provincia di Trapani e Palermo, insomma, è considerevole. Le due province sono importanti. Sono importanti, sicuramente poi bisogna vedere le società come sono strutturate, però è un campionato sicuramente molto livellato. Sì. Si vede questo dalla classifica e sarà scontro fino all'ultima giornata, insomma, perché Con poi il Paceco alla fine leggermente più avvantaggiato, fino a Monreale, insomma, fra Ligni Trapani fino a Paceco, insomma, è tutto livellato, sono 2-3 punti, quindi può succedere veramente di tutto ancora oggi. È vero, è vero. Proseguiamo, adesso parliamo del girone B, sempre del campionato di promozione. Anche in questa occasione parliamo della 10ª giornata di ritorno. Guardiamo i risultati. Castelbuono, Castelbuonese 1-2. Sinagra Calcio, Ciappazzi 3-2. Randazio, Fiume Freddese 2-1. Sporting Taormina, Pistunina 2-0. Mamertina, Riviera Messina Nord 3-1. Ghibellina, Santa Giolese 0-2. Città di Milazzo, Torre Grotta 2-1. Riposa, Atletico Villafranca. La Castelbuonese vince il derby in casa del Castelbuono, ma lo Sporting Taormina non molla, ancora distanziato solo di un punto nei confronti della Castelbuonese. Guardiamo la classifica. Castelbuonese 55 punti, Sporting Taormina 54, Città di Milazzo 50, Sant'Egiolese 45, Pistunina 40, Mamertina 33, Sinagra 32, Ciappazzi 31, Randazzo 30, Torregrotta Castelbuono 27 punti, Fiume Freddese 26, Riviera Messina Nord 15, Ghibellina 10, Atletico Villafranca 7 punti. Allora c'è stato il derby, dopo quello di Madrid tra Atletico Madrid e il Real Madrid, anche tra Castelbuono e Castelbuonese. Insomma, ci ridiamo su, ma ti ho strappato la battuta. Me l'hai proprio rubata e chissà che non l'hai ascoltata dietro le quinte che la facevo con gli altri. Infatti l'ho già sentita, per questo te l'ho anticipata, te l'ho bruciata. Va bene, allora mi tengo le altre. Benissimo, vai. Allora, battute a parte, nessun pareggio in questa giornata del girone B di promozione e 22 gol segnati. Credo che possiamo dire che il motivo di interesse principale di questo girone sia la lotta al vertice, in quanto play-out all'orizzonte non ce n'è, a meno di suicidi di qualche squadra o di resurrezioni in tempo pasquale. Faccio questa battuta. Credo molto difficile, guardando Ghibellina e Villafranca ci sono 17 punti tra la Ghibellina e Castelbuono, per cui mi sembra molto difficile che ci saranno i play-out. No, tra Castelbuono e Fiume Freddese sì, però. Sono ancora potenzialmente. No, non ci potenzialmente. saranno, sono soltanto un punto la differenza, quindi retrocederà di fine... Villafranca netto, diretto. Sì, Villafranca, Ghibellina e Riviera Nord netto, poi per la quarta tra Fiume Freddese e Castelbuono ci sarà comunque un play-out. Sicuramente. E invece per quanto riguarda la zona playoff abbiamo questo +7 del Pistunina che lascia un margine di tranquillità al momento. Volendo invece parlare del discorso primo posto, oggi tra le tre io credo che l'impegno più difficile era quello della capolista, perché un derby è sempre un derby, certo. Anche se lo Sporting Taormina riceveva appunto il Pistunina, che è una squadra quinta in classifica. Hanno vinto tutte e tre, il Milazzo nonostante abbia perso diversi treni è sempre lì a -5, quindi la includiamo sicuramente nella lotta al primato. E vediamo di capire ora invece chi vedono favorita qui. Ecco, il Città di Milazzo voi lo vedete favorito, Santo? Ma il Città di Milazzo tra l'altro ha fatto dei grandissimi acquisti in dicembre con Infatti. gente proveniente dal Vittoria, ma anche il la Castelbuonese, lo Sportivo, sono tutte squadre attrezzate. È un girone interessante perché secondo molto me si interessante, risolverà molto. proprio, non A dico photo l'ultimissima finish. giornata, ma... Anche se comunque i 5 punti del Città di Milazzo mi sembrano un po' troppo, adesso non so se hanno tutte le partite, sono tutti a pari partita. Sì, Comunque dovrebbero 5 essere punti- a pari Dovrebbero essere tutte a pari partita. partita. Sì. 5 punti a 5 partite dal termine cominciano a essere pesanti, perché Difficile da devi recuperare, sbagliare due soprattutto perché partite. devi inseguire, no? Assolutamente, secondo me già questi distacchi a 5 turni quasi mai comunque vengono poi accorciati. C'è il derby in questo girone, Giuseppe, Castelbuono e Castelbuonese. Insomma, è strana questa cosa, no? Due piccoli centri, un piccolo centro per due squadre, di cui una...
Questi sono i misteri dello sport. I misteri dello sport. Che non si riescono a capire. Invece di fare sistemi, di fare una squadra tutti insieme per fare altre categorie, c'è la scissione e c'è dispersione di energia. È esagerata questa cosa, soprattutto perché il centro è proprio piccolo. Castelbuono Castelbuono è proprio piccolo, tra l'altro con la possibilità appunto addirittura di vincerlo questo girone, quindi il prossimo anno di ritrovare 2 squadre in 2 categorie diverse, magari con ambizioni diverse. Torna a ripetere. Qualora lo vince lo Sporting Taormina. E se lo vince lo Sporting Taormina è il problema. Sono misteri. È vero, sono è misteri. vero. E secondo me si andrà verso l'assottigliamento dei campionati. Perché Ciò non tutte queste toglie che realtà si devono avranno vissuto una bella giornata di sport. a Beh, questo Castelbuono. sicuramente ci sarà stato una bella cornice di pubblico, praticamente ci sarà stato tutto il paese. Tra l'altro la capolista che era sotto e sì, poi ha recuperato. ribaltato, Sì, è quindi vero. sicuramente mi sono il divertito. classico nel derby, Infatti, che poi la si squadra saranno che è sotto divertiti. mette tutto Il derby fuori. è sempre Fuori derby, prima, eh? certo. Il derby è sempre derby. Il derby è Spesso sempre lo derby. vince la squadra sfavorita. Allora, facciamo un break adesso sui campionati dilettantistici siciliani perché mi voglio insomma concentrare insieme a Giuseppe Bosco al progetto Beach Soccer 2014. Allora, Arena Beach pronta quasi. Arena Beach chiusa ieri pomeriggio. Perfetto, ed è molto bello Ieri perché mattina. il progetto di un'arena su una delle più belle spiagge della Sicilia, diciamolo pure, servirà da volano probabilmente a tutto il movimento non soltanto del beach, Del beach soccer, ma l'arena noi Nettore l'abbiamo sempre aperta a tutti, cerchiamo di trovare delle soluzioni con gli altri sport, beach volley, beach rugby, beach basket, beach tennis, che d'estate hanno un seguito, Giuseppe. Il beach tennis, insomma, certo hanno un seguito, ci sono dei canali dedicati, ci sono tantissimi sportivi che amano praticare questo sport nelle spiagge, è in crescita esponenziale, quindi noi l'arena la mettiamo a disposizione per tutti. Poi naturalmente rispetto a quello che è successo l'anno scorso, che hanno poco metabolizzato questo segnale, noi naturalmente ci siamo creati i nostri eventi e quindi Ed è giusto che sia così. l'arena vivrà di luce propria già in ogni caso. Abbiamo in cantiere 27 maggio 1 giugno la Coppa dei Campioni a Catania, quindi arriverà a Barcellona, Paris Saint-Germain, Grasshopper, Lokomotiv Mosca, Squadre Catania, italiane ce ne saranno? Catania, Milano, insomma, poi vediamo chi dà l'assenso. La settimana successiva abbiamo una tappa di Eurolega che vedrà ospitarci l'Italia insieme alla Russia. Insomma, Spagna, respiriamo area internazionale, sì, questa è una cosa positiva sì, soprattutto per la nostra respiriamo catanese. area internazionale. Poi la però settimana bisogna successiva abbiamo una tappa di Audiolesi, perché naturalmente cerchiamo di agglomerare che all'interno bello, complimenti. del nostro sport anche una tappa nazionale, proprio se segnerà lo scudetto dei non udenti. Poi abbiamo il campionato femminile, perché quest'anno insieme con una simbiosi del calcio femminile che oggi è primo in classifica di Gravina proprio, stiamo facendo una simbiosi, quindi avremo Si ritorna ai vecchi fasti del calcio femminile, no? Quindi proporremo anche il calcio femminile sulla sabbia e avremo anche una propria formazione nostra che si presenterà ai nastri di partenza del campionato di Serie A, e poi per ciliegina nella torta si assegnerà lo scudetto dal 7 al 10 agosto qui a Catania. Ecco, e chiudiamo con questo progetto dello scudetto, perché non vi potete più nascondere dietro un ago a questo punto. Ma noi non ci siamo mai No, nascosti. però in modo particolare quest'anno, Noi- con questa campagna acquisti importante con il mister brasiliano che avete abbiamo ingaggiato tesserato. il mister brasiliano, abbiamo già fatto 4 acquisti importanti in Brasile, arriverà un argentino, 3 nazionali, insomma. Bisogna vedere se brasiliani e argentini legheranno. Ma sì che legheranno. No, io ti devo dire una cosa, ne ho uno che è un argentino, si chiama Luciano Nicolas Franceschini, capitano della nazionale argentina, che penso lega con tutti. Ma sono contenti di venire qui in Sicilia? Sono entusiasti di perché venire io a credo Catania. che sia la terra migliore per il beach. Loro in quel caso si sentono professionisti allo stato puro, vengono qui, stanno in hotel, vivono da professionisti e si allenano per accrescere le proprie doti balistiche e quelle sportive. E questa è una cosa bellissima, perché così finalmente anche Catania potrà respirare insomma aria internazionale con questi Naturalmente campionati. ricordo che gli eventi andranno trasmessi su Eurosport, quindi andremo su 160 paesi collegati, quindi Quindi significa una bella dare immagine una per la vetrina nostra di città. Catania importante.
Infatti, bene, allora Giuseppe, che dirti, noi ti auguriamo intanto buon lavoro, perché insomma seguire tutti questi eventi non è... Devi essere ben collaborato. Assolutamente, non puoi essere tu e qualcun altro, No, siete veramente un team e siamo un'equipe attorno completa. a questo progetto, guarda, lavoriamo fuori dal campo, saremo una trentina. E per forza, d'altra parte dovete dare delle garanzie per fare tutto ciò, e quindi questo vuol dire sinonimo di grande professionalità e di qualità. Sicuramente, poi torno a ripetere, come abbiamo precedentemente detto, l'Arena per noi è una fonte di stimolo. È un bigliettino da visita perché importante. È un volano anche per È l'economia, vero, ricordiamo solamente gli alberghi, ricordiamo che noi promuoviamo il territorio, ricordiamo che per noi è un piccolo prodotto interno lordo perché sviluppiamo fatturato all'interno di questi eventi. Chiaro, importante. Allora un in bocca al lupo sia per il campionato che per gli eventi che attenderanno non soltanto la città di Catania, ma io credo sicuramente anche tutta l'Europa. Crepi il lupo, crepi il lupo. Salutiamo anche Santo Palma, che adesso mi ha detto si riposa, nel senso che è finita la parentesi con l'FCA Ciriale, si prende una giusta pausa di riflessione, un po' la famiglia ti ritrova, perché insomma negli ultimi anni probabilmente l'impegno è stato considerevole. Se no? mi ritrovo tanto a casa poi mia moglie ci rimane male, vuole che vado in giro perché abituata meglio che fuori, vado sempre in meglio giro, fuori. sì. Ti auguriamo tutte le cose belle che Ringrazio. ti potranno capitare nei prossimi mesi e appuntamento magari nelle prossime puntate di Penalty, Quando così vorrete, per come commentare da profondo conoscitore del calcio sarò felice come dilettantistico. sempre di accettare il vostro invito. Grazie a Santo Grazie Palma. a voi. Ci dobbiamo fermare, tra poco parleremo degli altri 2 gironi del campionato di promozione, entreranno in studio altri 2 ospiti e la parola adesso la diamo a Giulia che ci lascia appunto la pubblicità. Ci vediamo tra poco con Penalty. Di nuovo in studio per continuare a parlare del campionato di promozione, tra poco parleremo del girone C e del girone D, però prima dobbiamo salutare il Città di Valverde che oggi è presente qui nei nostri studi con Anthony Vella, il direttore sportivo, e anche di Ciccio Siciliano, giocatore, centrocampista, attaccante, difensore. Tu sei un jolly, io ti conosco da jolly globale, dico bene? Tu mi conosci bene, sì, buonasera Ciccio a tutti. Siciliano, che vi siete riposati, so che avete fatto un torneo però in attesa, queste 3 settimane di riposo credo che siano da pazzi, Esagerate. da pazzi, Sì. esagerati, perché? Perché lo hanno fatto? Non capisco queste 3 Non riusciamo a settimane. capirla questa cosa. Anche a livello gestionale, di costi. Certo, Cioè, infatti. Non lo so. Vabbè, ok. Allora adesso parliamo dei risultati, parliamo del girone C, subito vediamo il tabellino su questa 10ª giornata di ritorno, oggi domenica 2 marzo 2014. Giarre Calcio, Rarinantes 2-1. Atletico Pedara, Agira Nissoria 2-0. Troina, Atletico Catania 1-0. Comprensorio Normanno, Aci San Filippo 4-0. Sport Club Palazzolo, Real Aci 1-1. Pachino, Real Avola 4-2. Sporting Battiati, Sicula Leonzio 0-5. In classifica vittoria del Giarre, vittoria anche della Comprensorio Normanno, quindi classifica sempre molto stretta, vittoria anche della Sicula Leonzio che rimane in attesa di un possibile recupero dei 3 punti persi a tavolino. Guardiamo la classifica al completo. Giarre Calcio 52 punti, Comprensorio Normanno 51, Sicula Leonzio 50, Sport Club Palazzolo 40, Sporting Battiati 39, Sporting Priolo 34, Real Aci Pachino 33 punti, Aci San Filippo 31, Atletico Catania 29, Atletico Pedara 27, Rarinantes 20, Troina 18, Avola 12, chiude la classifica Agira Nissoria con 11 punti. Allora, prima di sentire il commento tecnico di Ciccio Lametta su questo girone, vi voglio fare vedere e anche sentire la voce del commentatore l'incontro Sicula Leonzio Sporting Battiati, vittoria netta della Sicula Leonzio per 5-0. Guardiamo gli highlights.
Le vediamo dopo? Perfetto. Allora facciamo il commento tecnico di Ciccio e poi manderemo appunto subito dopo le immagini di questa vittoria netta della Siculo Leonzio. Commento. Sì, Ettore, allora 23 gol segnati in questo girone C, che è stato sotto questo punto di vista quest'oggi il girone con più marcature. Partiamo come sempre dal discorso primato. Diciamo che possiamo considerarla una giornata pro Giarre, tutto sommato, perché chiaramente un turno in meno e distanze invariate per quanto minime. Vittoria casalinga per 2-1 contro una Rarinandes che si è confermata un osso duro, una squadra in netta ripresa. Primo tempo a reti inviolate 0-0, quindi anche oggi il Giarre ha sofferto. Le reti nel secondo tempo di Luvito e Sottile hanno dato alla capolista questa importantissima vittoria. Ma le inseguitrici sono davvero scatenate. È vero. E anche oggi hanno vinto benissimo. 4-0 il comprensorio Normanno, doppietta di Bracciolano. E il 5-0 della e Sicula. 5-0 della Sicula, che mi sa che è pronto. Sì, lo vediamo. ce lo guardiamo così poi lo commentiamo, perché insomma la Siculo Leonzio ha battuto questo Sporting Battiati che ha subito 5 gol e insomma lo Sporting Battiati insomma alla vigilia non era accreditata sicuramente di una sconfitta così pesante. Guardiamo insieme gli highlights. E ancora tempo di big match nel girone C di promozione, decima di ritorno, ancora un'altra super sfida, Sporting Battiati, Siculo Leonzio, seconda, anzi terza contro quarta in classifica. Leonzio che punta ancora una volta al primo posto, rinvigorita dal successo di un altro big match, quello di domenica scorsa contro il Giarre, mentre il Sporting Battiati è rimasto alla finestra per via del turno di riposo alla fine del primo tempo. Ma la Leonzio è un'altra cosa, attenzione, c'è un lancio, beneficio di D'Urso in area di rigore, D'Urso! Pallonetto su Bonanno, tutto solo, Leonzio in vantaggio. 3 minuti di gioco, c'è stato un lancio, non è scattata la trappola del fuorigioco per lo Sporting Battiati e Andrea D'Urso è stato implacabile nel battere Bonanno con un pallonetto facile. Forse un fallo di Mauro, l'arbitro lascia proseguire, attenzione, scatta sul filo del fuorigioco Costanzo, il pallonetto, gol della Leonzio, 2-0, tutto facile per i bianconeri, anche se nella circostanza c'è qualcosa da recriminare sia sulla posizione di Costanzo ma anche per un intervento, forse una spallata, anzi probabilmente Costanzo sulla destra, prova ad accentrarsi, lo scambio con Signorelli che scivola per un attimo, tiro di Signorelli, magia di Lino Signorelli, 3-0, Leonzio spettacolo, 40esimo, con il sinistro Lino Signorelli non ha lasciato scampo a Bonanno, Costanzo dietro per Nicotra, il pallone per Platania, rovesciata da applausi, 4-0 Lino Signorelli. 5 minuti della ripresa, ancora Signorelli, rovesciata, l'assist di Davide Nicotra quando ancora la partita poteva riaddrizzarsi, Grazioso da fuori, gol, 5-0, non esulta, o esulta comunque al minimo Grazioso con il sinistro, ancora una volta un gol facile. Vittoria straordinaria della Siculo Leonzio, 5 gol a Battiati. Parliamo con Anthony. Anthony, nessuno poteva pensare insomma, che lo Sporting Battiati in casa subisse quest'onda fortissima della Leonzio, che forse in questo momento è animata da un entusiasmo quasi esagerato. Sì, c'è da dire che la squadra capitata da Paolo Spartano è una squadra molto dura, una squadra che subisce pochi gol. Stranissima questa imbarcata di gol, c'è da dire che ha un tridente la Siculo che non è da promozione. Non c'entra niente con la promozione. No, Lino Signorelli, un grande giocatore. E che gol, sì. Ciccio Siciliano, come vedi questa battaglia per quanto riguarda la zona delle prime posizioni? Abbiamo un terzetto agguerritissimo. Sì. Abbiamo la Leonzio, abbiamo il Comprensione Normanno e abbiamo il Giarre che attualmente è primo in classifica.
Sì, infatti si distanziano di un punto, Pochissimi 2 punti, punti, quindi sì, comunque sì, ancora sì. è tutto aperto. Come vedi? Chi Ma potrebbe farcela? Mi fai domande tu sempre. Vogliamo Sono sapere anche il tanti- tuo vabbè, parere. io Tu questo campionato l'hai fatto per Beh, molti c'è da dire anni. che sì, il Giarre io- è già riposato e gli altri due no. Sì. E infatti c'è il turno di riposo in questo girone, però io Vedi? spero che la Leonzio alla fine la spunti con questo campionato. Benissimo, sempre riferendoci a questa partita, sentiamo le interviste che sono state realizzate dopo questa sonante vittoria da parte della Sicula Leonzio. Non possiamo recriminare nulla perché non è su queste cose che bisogna barricarsi. È evidente che abbiamo giocato con una squadra che ha dimostrato di essere superiore. Bisogna anche saper riconoscere i meriti dell'avversario. Loro hanno quel cinismo necessario per poter essere una squadra da primato, da promozione e noi siamo una squadra che ha giocato per salvarsi in questo campionato e è stata premiata per la buona volontà di tutti a entrare nei playoff. Se raggiungeremo questo traguardo è un qualcosa in più. La mia squadra non era il solito Battiati, quello che è stato nelle ultime 11 partite. Posso anche capire, dopo 2 mesi magari un calo ci può essere, i ragazzi proprio la tensione, sempre i nervi, sempre per raggiungere questo obiettivo, no? Eravamo prima di Natale, eravamo terzultimi, quartultimi, oggi siamo quarti o comunque in zona playoff, quindi da un lato lo giustifico ecco, in questo, però continuiamo a lavorare per il nostro obiettivo. Ecco. Dobbiamo rimboccarci le mani, dobbiamo allenarci bene a testa bassa, senza perché il nostro obiettivo rimane quello di disputare questi playoff e cerchiamo già sin da sabato con la Rainantes di andare a fare il risultato là. Non è stata per niente facile, i primi 20 minuti il Battiati ci ha messo sotto un pressing, possesso palla che loro hanno degli ottimi palleggiatori, soprattutto a centrocampo. Siamo riusciti a sfruttare le occasioni che ci sono capitate con le nostre punte e poi la partita diciamo, si è messa in maniera dritta per noi, però era una partita a cui tenevamo molto domenica quando era finita quella di Giarre. Pensavamo proprio che questa era un'altra partita importante per la nostra stagione. Vincere qua è stato per noi importantissimo, anche per il proseguo del campionato. Speriamo che a livello di giustizia federale noi vinciamo il ricorso che abbiamo fatto per il reclamo del Paternò, ci ritornano i 3 punti. Se ci ritornano i 3 punti noi diciamo, andiamo primi in classifica e pensiamo abbiamo buone possibilità di vincere il campionato. Sentiamo il commento tecnico finale su questo girone con Ciccio Rametta. Beh, noi delle vicende fuori campo non ne vogliamo parlare, Giusto, però bravo quest'ultima Ciccio. frase è la pura verità. Quei 3 punti sono decisivi. Sono decisivi. Se glieli ridanno io mi sbilancio e per me la Leonzio diventa imprendibile. Okay. Per chiudere, discorso playoff, sì? Il big match per gli altri 2 posti era a Palazzolo, pareggio per 1-1 tra il Palazzolo e il Realaci. Riposava il Priolo, bella vittoria interna per 4-2 del Pachino che a questo punto considero pienamente in corsa. Continua invece la debacle dell'Atletico Catania, sconfitto a Troino. Picchiata Ormai in caduta libera, diciamo. Sì. È vero. E adesso chiudiamo il campionato di promozione, subito i risultati e poi la classifica del girone D, appunto, del campionato di promozione. Sporting Club Racalmuto, Accademia Empedoclina, sospesa. Atletico Gela, Aragona, 0-2. Aquila San Michelese, Libertas 2010, 0-5. Ribera 1954, Real Biscari, rinviata. Comiso, Sciacca, 4-5. Mussomeli, USA Sport, sospesa. Riposano Jobbing Santa Croce e Canicattì. Guardiamo la classifica dove abbiamo sempre in testa il Ribera 54 con 51 punti, a seguire il Mussomeli, ma avete potuto notare che in questo girone, proprio in questa domenica, ci sono state parecchie partite che non si sono disputate. Guardiamo la classifica e poi subito il commento di Ciccio Rametta. Ribera 54, 51 punti. Mussomeli 46. Libertas 2010, 38. Sciacca 35. Sporting Club Racalmuto 34, Canicattì 33, Aragona
29, USA Sport 28, Comiso 25, Atletico Gela Jobbing Santa Croce 22 punti, Accademia Empedoclina 21, Real Biscari 10, chiude la classifica Aquila San Michelese con 7 punti. E ricordiamo pure che il Ribera 1954, il Mussomeli, lo Sport Club Racalmuto, USA Sport, Accademia Empedoclina e Real Biscari hanno una partita in meno, lo Scicli è stato escluso dopo la quarta rinuncia ed infine Sciacca 2 punti di penalizzazione, Comiso 1 punto di penalizzazione. Insomma, ci vuole un matematico per questo girone, Ciccio. Ci vuole un matematico che non sono di certo io, e quindi in questa giornata mi astengo anche dal fare commenti alla classifica, perché è impossibile analizzare la classifica in una giornata dove ci sono state solo 3 partite. Per cui sottolineiamo queste 3 vittorie, tutte e 3 esterne, di Sciacca, Libertas 2010 ed Aragona. Tra cui, visto che stiamo per parlare di calcio a 5, segnaliamo questo 4-5 tra Comiso e Sciacca, che sembra un risultato più da futsal che da calcio a 11. È vero, è vero, è vero. Rimaniamo un attimo su questo girone, perché voglio sentire anche il parere di Anthony e il parere di Ciccio Siciliano. In testa questo Ribera, che sappiamo tutti non era certamente una squadra che doveva disputare questo campionato di promozione, perché dopo il fatto di aver rinunciato all'eccellenza, probabilmente con quella squadra ha fatto un campionato di categoria inferiore, ma credo che abbia veramente fatto il vuoto nei confronti di tutti gli altri. Cioè, non capisco queste squadre perché rinunciano alla categoria e poi mantengono è strana questa cosa, effettivamente è molto come strana. ha fatto il Trecastagni, io non capisco. Non si riesce a capire. No. Quindi questo tuo dubbio credo che sia lo stesso anche per Ciccio. Cioè, cosa c'entra il Ribera in promozione? Ci sono squadre che ovviamente ci hanno risposto magari vengono prese perché magari volevano fare la prima categoria e vengono ripescate, quindi comunque si ritrovano anche in questi campionati. Poi tutto sommato è un campionato sicuramente equilibrato, a parte le prime 2, certo, sono squadre equilibrate, però poi abbandonano e non si riesce a capire perché. Va bene, abbiamo chiuso anche con il campionato di promozione. Salutiamo Ciccio Rametta, che rivedremo la prossima settimana come al solito con un'altra ennesima giornata intensa del campionato di promozione. Entriamo nel vivo, quindi aspettiamo quest'altra giornata. Buona settimana a tutti. Abbiamo l'ultimo break pubblicitario, tra poco in studio Alessio Patti con anche la parentesi dedicata al futsal, e parleremo anche di prima categoria, perché insomma con i nostri ospiti che sono primi in classifica, il Città di Valverde, insomma vogliamo capire bene cosa succederà nella parte finale anche e soprattutto del vostro girone. C'è la pubblicità? Ci vediamo tra qualche minuto. Ultimo spazio all'interno della nostra trasmissione dedicato al futsal, una parentesi in questo caso anche al campionato di prima categoria, perché come tutti ben sanno questo campionato sarà fermo per ben 3 settimane, questa è la prima giornata di riposo. Tra poco parliamo anche con Anthony Vella, che è il direttore sportivo del Città di Valverde, che attualmente è primo in classifica, però prima dobbiamo salutare Alessio Patti. Ciao Alessio. Buonasera Ettore e buonasera a tutti i telespettatori. Chiaramente tra poco con te parleremo del torneo di serie C1 di futsal, e so che c'è stato uno scontro al vertice importante. Ora chiariremo il tutto. Benissimo, allora cortesemente possiamo mandare la schermata di questo girone importante che è il girone F del campionato di prima categoria. Lo facciamo perché dobbiamo commentare questa posizione da leader indiscussi di un girone importante. Sottolineiamo che il Città di Catania non è a 41 ma ne ha 51, c'è stato un errore di trascritto male, quindi vabbè, succede. Comunque 51 con 53, solamente 2 punti. Tutto ancora aperto, Anthony? Apertissimo, anche perché noi nelle ultime 4 partite abbiamo 3 partite fuori e 1 in casa, loro 3 dentro e 1 fuori. E quindi sono... Adesso andiamo a Belpasso, che possiamo vedere la classifica, è una squadra che vuole uscire dai play-out e quindi troveremo una situazione... Siete pronti per questa battaglia finale? Sì, siamo pronti, ci alleniamo per questo. Oggi abbiamo fatto un triangolare per tenerci ad in Adrano. forma. Sì, ad Adrano, che abbiamo vinto.
Ringrazio anche Ladrano Calcio. Certo, lo salutiamo, che ha diamo anche il stravinto bentornato in prima categoria. in prima categoria. Sì, il Città di Catania sulla carta ha un calendario più facile del nostro. Però voi avete 2 punti di vantaggio. Però abbiamo 2 punti di vantaggio. Direttore, lotta a 2 o lotta a 3? Ecco, questo fatto dice Perché bene. io nel commento la scorsa settimana ho detto che forse questo campionato va verso una lotta a 2 tra Valverde e Catania, però il Valverde e il Città di Randazzo ha 6 punti di distacco, che a 4 giornate al termine sono tanti, ma non sono neanche pochi. Cioè, allora, ti dico questo, spero che sia lotta a 3, perché la prossima settimana ci sarà Città di Catania e Città di Randazzo. Quindi voglio dire... Quindi possiamo solo loro comunque, approfittarne se della non cosa. guardano il primo posto, guardano comunque il secondo, Certo, è importante per i io playoff. spero che loro... Voglio sentire però anche il parere di Ciccio, perché poi lui dovrà andare in campo, no? Quindi sicuramente lui ha un termometro più forte rispetto ai tecnici oppure ai dirigenti che stanno in panchina. Ciccio, come vedi questa lotta finale? Sì, beh, sicuramente è una lotta ancora a 3 perché c'è lo scontro con Città di Catania e Randazzo. Noi abbiamo partite sì, magari un po' più semplici, però con squadre più magari bassa classifica. Comunque dobbiamo giocare la prossima settimana diciamo calcisticamente parlando. Forse in prima categoria sono questi i campi più abbiamo difficili. Belpasso, quindi fuori, poi andiamo a Paternò, comunque una squadra che cerca di entrare Insomma, nei playoff. sarà squadre battaglia fino abbastanza all'ultimo. un campionato ancora aperto. Ho capito. Bene, siamo quasi in addirittura finale, subito la schermata con i risultati del calcio a 5, parliamo del campionato di Serie C1, questo futsal che qui all'interno di Penalty sta riscuotendo un grande successo. Vediamo un po' i risultati di questa giornata che è la 25esima. Arcolbaleno Ispica, Azzurri Futsal Palermo 3-4. Dilettantistica Regalbuto, Virtus Termini 8-2. Ennese Juventus Gaetano Scirea 5-0. Futsal Pelorò MM Futsal Club 3-1. Mabonat Real Calcio 2-2. Mascalucia Città di Leonforte 2-2. Nissa Futsal Catania 6-5. Progela Arbor Sporting Club 6-4. Allora Alessio, scontro al vertice, vince la squadra palermitana del futsal Palermo e a questo punto cosa succede? A questo punto succede che il Palermo per la prima volta in questo campionato guida la classifica a quota 55 punti. L'Ispica con questa sconfitta scivola al terzo posto rimanendo a quota 53, la Nissa Futsal ne approfitta e va al secondo posto battendo non in maniera troppo semplice il fanalino di coda Futsal Catania 6-5, il risultato finale di una partita sudata. Il gruppo delle 6 squadre in alto in classifica si spezza perché le altre 3 MM, Progela e Arbor forse si allontanano definitivamente ormai a 5 giornate dal termine, 6 punti il distacco di MM e Progela dal primo posto, l'MM cade malamente 3-1 in campo, nel campo della Peloro. Non ha portato bene la presenza del mister la settimana scorsa. Forse no, Peloro che si avvicina al Mascalucia e a questo punto la lotta per i play-out si accende ancora di più. Il Mascalucia si ferma sul 2-2 in casa, Marchese fallisce un calcio di rigore, manca una vittoria importantissima per la squadra di Previti. Ennese e Futsal Peloro vincono e si avvicinano, 2 punti solamente il gap con la squadra di Previti che a questo punto deve vincere necessariamente con Real Calcio e Futsal Catania per mantenere la categoria. Bene, allora questo era tutto quello che riguardava il campionato di Serie C1 di futsal. Ti do 30 secondi per quanto riguarda l'altro girone che volevi... Sì, però soltanto 30 secondi, se no poi sì, perché rischiamo di andare fuori orario. Era giusto celebrare la quasi salvezza di Catania e Ecco, Acireale in infatti, A2, era importante, perché il Catania ha più 5 sulla zona play-out, Acireale ha più 4 a 3 giornate dal termine, un campionato straordinario di
entrambe le squadre non disputeranno i play-out per la troppa differenza col secondo posto, ma comunque vanno le lodi al mister Chillemi per il Catania e mister Samperi, giovanissimo, per la Cireale, che hanno disputato un campionato veramente strepitoso. L'Augusta ancora invece deve sudare, perché ogni giornata che passa la salvezza è sempre più lontana. Benissimo, se abbiamo parlato di salvezza nel calcio a 5, non dobbiamo parlare di salvezza invece per il Città di Valverde, a cui abbiamo dedicato soltanto una parte, perché io voglio farvi incontrare con quelli del Città di Catania prossimamente di nuovo qui a Penalty, no? Magari fare questo nuovo incontro non soltanto calcistico ma anche verbale, perché ci piace quando si scontrano società, nel senso buono della parola, ci mancherebbe, no? Perché ognuno poi la pensa sempre in maniera diversa, però tutto all'insegna della sportività. Anthony, 30 secondi, capiamo bene che se voi doveste vincere questo girone siete pronti per il campionato importante. Sì, siamo pronti per il campionato di promozione. Il campionato di promozione, sto visionando qualche 97 perché il prossimo anno ne abbiamo di bisogno, se saliamo. Vabbè, diciamo che ci state mettendo tutto il vostro impegno. Sì, stiamo mettendo tutto il nostro impegno. Speriamo di farcela, ripeto, abbiamo 4 partite difficilissime. Lo potete perdere soltanto voi, Ciccio, questo campionato? Oppure altri fattori possono incidere sulla classifica finale? Ovviamente fare un passo falso è facile, però ripeto, le partite sulla carta sono più semplici, però si devono giocare. Ovviamente Anthony fa il direttore sportivo, noi giochiamo. Voi fate i giocatori, quindi il compito più forte campo, è vostro. Poi, ripeto, dall'altra parte, Città di Catania, abbiamo... Tu dicevi, ci incontriamo qui, ci vediamo, ma anche fuori. Sì, lo sappiamo che c'è anche molta amicizia, quindi... gente che giocava con noi. La cosa più importante è che sia lo sport a trionfare. E noi sotto questo punto di vista ne siamo assolutamente convinti. Vi auguriamo il buon proseguo, il buon fine di campionato e prossimamente il derby in casa con il Città di Catania qui a Penalty. Grazie ad Anthony Vella e grazie anche a Ciccio Siciliano del Città di Valverde. Salutiamo Alessio. Oggi vittima anche lui, insomma, dei tempi, nel senso che lo abbiamo costretto a parlare in maniera veloce del futsal. Ce ne scusiamo chiaramente con tutti gli amici del futsal e ce ne scusiamo anche con Alessio, che comunque con il fatto che la prima categoria non si gioca sicuramente già dalla prossima settimana acquisterà ancora più tempo. Speriamo di poter avere anche qualche ospite. Perfetto, ci teniamo. E salutiamo anche Giulia. Grazie. Che rivedremo anche lei la prossima settimana. Grazie Ettore, saluto tutti voi, alla prossima settimana. Ci vediamo di nuovo su Sesta Rete fra 7 giorni precisi a partire dalle 19:30, naturalmente con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Arrivederci a tutti.